Eccoci insieme per parlare di sport, sport per tutti, perché viviamo in un paese ricchissimo da questo punto di vista e non esiste solo il calcio. Abbiamo il piacere di avere con noi il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Benvenuto e buongiorno. Saluto i telespettatori, Grazie. saluto lei che ci ha invitato. Invitato anche perché ha appena riconfermato alla presidenza del CONI Veneto con un largo margine, quindi evidentemente è piaciuta la presidenza. Sì, ho avuto una sollecitazione da parte di molti presidenti di federazione di continuare nel percorso iniziato 4 anni fa, che ha visto il cambiamento e l'entrata al CONI nazionale del presidente Giovanni Malagò, che ha portato delle novità molto interessanti della presenza del CONI sul territorio, e questo ci voleva perché prima noi eravamo molto presenti, e questo mi ha indotto a prendere in mano questo messaggio e dire anche per il prossimo quadriennio olimpico di portare avanti il progetto nella nostra regione. Bellissimo, anche perché diciamo che ormai lo sport è diventato parte della vita di tutti. Noi qui spesso ospitiamo dei medici e per qualsiasi patologia ci dicono dovete camminare, dovete fare sport, dovete muovervi, dovete applicarvi, quindi per tutte le età e per tutte anche le discipline non c'è soltanto il grande campione che alla fine è quello che però attira l'attenzione di tutti, però deve essere una cultura lo sport. Beh, certamente è una cultura, ma anche molti interessi. Bisogna dare alcuni dati molto importanti. La nostra regione, che è la seconda regione in Italia come movimento sportivo, questo lo dice non Bardelle ma l'Istat, dati 2015, ha 463.000 persone iscritte come atleti alle federazioni sportive, alle discipline, vuol dire più del 10%. Aggiungiamo tutto lo sport di base sostanzialmente, esatto, che non viene neanche monitorato. Perfetto. Siamo degli sportivi come regione. Ha 10.000 società sportive, ha 120.000 volontari, dirigenti che lavorano in questo mondo variegato che è la discipline sportive, 275 discipline sportive. Ecco, un messaggio vorrei dare in questa occasione del mio rinnovo: non abbandonate lo sport. Se non riuscite nel calcio, nella pallavolo, nella pallacanestro, nel tennis, ci sono altre 250.000 specialità sportive che vi faranno divertire e non vi fanno quindi combatte l'obesità, combatte la dipendenza dalle droghe, combatte anche la depressione. Assolutamente. Quindi ecco i valori, la cultura dello sport che vogliamo mandare. E devo dire che anche dal punto di vista delle soddisfazioni del medagliere comunque non abbiamo assolutamente niente da invidiare, perché anche l'anno passato è stato l'anno delle Olimpiadi, insomma siamo stati ben premiati. Ben rappresentati. Beh, indubbiamente il 2016 è stato per lo sport veneto un fiore all'occhiello. Voglio dare anche qui alcuni dati per i telespettatori. Noi siamo riusciti a mandare alle Olimpiadi 33 atleti nati nel Veneto o che rappresentano la società del Veneto su 320, quindi più del 10%. Infatti la rappresentativa veneta devo più dire numerosa. Che era Forse ci è mancata la medaglia dell'amica Pellegrini, però devo ricordare anche ai telespettatori che è arrivata quarta, quindi ecco, premiano il primo, il secondo e il terzo, però il quarto è sempre un grandissimo risultato e io la voglio ringraziare per i messaggi. Poi nei Special Olympics non possiamo non dimenticare che avevamo una squadra fortissima, avevamo Zanardi, avevamo la Bebe Vio, ma siamo... E già così abbiamo detto due veramente campioni internazionali che ci sono riconosciuti in tutto il mondo. E siamo arrivati i primi in Italia come le vittorie negli Special Olympics. Negli olimpionici siamo arrivati terzi, quindi credo grandissimi risultati.
Ecco, infatti la puntata si intitola proprio Sport per tutti, perché devo dire che il Veneto, un po' in sordina, anche magari rispetto ad altre regioni che magari fanno più baccano, invece in realtà in quasi tutte le discipline è riuscito a conquistarsi un prestigio anche e ad avere anche delle persone che poi guidano e trascinano a nuove leve, perché il fatto di avere un campione può anche non essere importante, si può avere comunque una grande passione per lo sport, però il campione attira giovani, attira nuove leve. Ma indubbiamente Viviani, che ha vinto la medaglia d'oro nel ciclismo, ha dato una spinta notevole al ciclismo e ha fatto vedere che anche una persona come Viviani, che ha combattuto per quella medaglia, perché vi ricordate che è caduto, poi si è rialzato, è stata una roba ripreso. Veramente conquistata con tutta la forza che aveva dentro, esatto, insomma, riuscire a cadere e arrivare primo. Ha dato un messaggio veramente cos'è lo sport. Lo sport è preparazione, è avere le capacità, ma anche avere forza di voler vincere, e quindi questi sono messaggi solo positivi per i nostri giovani. Dal punto di vista delle strutture invece come siamo messi? Perché qui c'è un grande dibattito nazionale che riguarda come sempre il primo piano gli stadi. Abbiamo visto il disastro che sta accadendo anche politicamente a Roma, però devo dire che è un po' in tutto il nord-est il tema degli stadi sta cominciando ad essere un po' messo sul tappeto, però lo stesso vale anche per i campi di atletica, perché ormai nelle grandi strutture spesso sono anche abbinate questo tipo di Sì, indubbiamente dobbiamo, dotazioni. anche come CONI, appunto nel prossimo quadriennio voglio mandare un messaggio, ma credo che avremo accoglienza dall'assessore Corazzari della Regione Veneto e dal Presidente Zaia, perché bisogna fare il censimento degli impianti sportivi. Abbiamo un censimento fermo agli anni 2002. Certamente avremo molti impianti da ristrutturare, molti impianti da mettere a norma, molti impianti da costruire. Questo lo si può fare solo assieme se abbiamo una grande squadra. Noi ci mettiamo a disposizione della Regione Veneto. Questo è molto importante. Io, se permettete, voglio ringraziare la Fondazione della Cassa Risparmio di Padova Rovigo, che in questi 10 anni ha investito 23 milioni costruendo 6 impianti sportivi nelle province, nelle zone da lei rappresentate, Padova e Rovigo. Io vorrei che tutte le fondazioni che fanno cultura, che investono nelle culture, nella sanità, eccetera, investissero anche un po' nello sport. Fare palazzetti vuol dire portare via i ragazzi dalla strada, anche portarli via dalla droga. Il fenomeno comunque è che delle parrocchie che magari chiudono il campetto perché non hanno modo di lasciarlo gestire, che non hanno magari nemmeno il loro personale, oppure perché magari si presenta chiunque nel campetto, è un fenomeno che sta avvenendo su larga scala. Sì, è vero, cioè noi eravamo una regione basata sulle parrocchie. Le parrocchie hanno cominciato a chiudersi in se stessi per mancanza forse di fondi, eccetera. E noi dobbiamo sostituirle con impianti, quindi in ogni paese, che non devono mai essere mega impianti, possono essere anche la palestrina, il palazzetto, eccetera. Voglio ricordare che siamo la regione in Italia che in ogni paese, escluso 16, ma sull'altopiano di Asiago oppure al confine di Belluno, che non hanno una società sportiva. Tutti hanno una società sportiva. Quindi abbiamo il 98% di paesi che hanno un impianto sportivo. In Sicilia sono il 50%. Questo vuol dire volontariato, ma vuol dire anche economia, no? Sì, vuol dire anche economia, perché noi abbiamo il 3% del PIL del Veneto è dato da industrie che lavorano nel campo dello sport, producono scarpe, producono abbigliamento, eccetera. E forse siamo visti come gente che si diverte, effettivamente ci divertiamo. Sì. Però portiamo economia, perché se il 3% dell'economia del Veneto è dato dallo sport, ci devono dare anche un ritorno in impianti sportivi. E poi la salute. La salute è indispensabile che lo sport, come in tutte le nazioni più evolute, sia riconosciuto il mezzo per darci più salute, più benessere fisico. Io ho i capelli bianchi. Chi fa sport
prende meno pastiglie per la depressione, va meno dal medico, va meno all'ospedale, cammina, Sì, corre. Lo sport fa bene, basta che appunto sia a livello, anche certe volte bisogna prenderlo con un po' di grano salis, perché un altro tema bello grosso e consistente a livello internazionale è quello poi del doping, ad alti livelli e a bassi livelli, e quello è un argomento che sempre di più viene posto anche all'attenzione della cronaca. Io parlo con deformazione, diciamo così, cronachistica, facendo spesso il telegiornale, e ultimamente abbiamo visto sequestri importanti di materiale che arriva magari via internet e dall'estero. Lì ci vuole la cultura, deve agire la cultura. Ma infatti... Tra l'altro penso che uno dei giudici antidoping internazionali sia padovano, per cui abbiamo anche un autorevole rappresentante. Sì, infatti anche su questo però dobbiamo essere molto chiari come mondo dello sport. Noi chiediamo che nella scuola, fin dalle elementari, ci sia la presenza dello sport come cultura sportiva. Non ci interessa lo sport specifico, ci interessa che i nostri ragazzini da 6 anni comincino a capire i benefici dello sport. Non possiamo essere l'unica nazione in Italia che non ha un'ora di attività motoria alle elementari. Non possono essere lasciate la responsabilità al CONI e ai dirigenti sportivi. Quindi la scuola deve, come in tutte le nazioni evolute, do esempio, Danimarca, 6 ore di educazione fisica o attività motoria alle elementari, in Francia e Germania 3 ore, in Spagna 2 e in Italia 0. La buona scuola deve aprire al mondo dello sport. E noi educheremo i ragazzi a sapere che lo sport è stare assieme, divertirsi. Qualcuno andrà alle Olimpiadi e riuscirà a guadagnare con lo sport. Il 99,9% deve sapere che li porterà a diventare grandi uomini e donne di un'Italia matura. Ma questo lo deve dare la buona scuola. Io voglio ringraziare l'assessore Donazzan pubblicamente, che è riuscita a portare 3 giornate di sport nella scuola, 3 giornate in cui abbiamo potuto entrare nella scuola non a giocare a calcio, giocare pallavolo o badminton, eccetera, a parlare dei benefici dello sport, a far vedere quanti atleti, dirigenti sono impegnati per dire: ragazzi, non doppatevi, divertitevi, stare assieme e fate sport. Esatto. E all'assessore Donazzan io dico grazie di cuore, il mondo dello sport ti ringrazia. Avete fatto quindi un tour nelle scuole sostanzialmente? Sì, 2, 3, 4 marzo sono state 3 giornate stupende e io mi auguro che il prossimo anno la scuola si apra di nuovo per 3 giorni e noi porteremo i benefici dello sport. Senta, nel frattempo che noi parliamo, stiamo vedendo dei giovanissimi under 14 impegnati veramente con tutte le loro forze per dimostrare quanto valgono. È un trofeo molto bello che è stato ospitato proprio in Veneto in queste settimane. Sì, dobbiamo anche essere orgogliosi perché l'anno scorso, dopo 2 anni che eravamo arrivati secondi, abbiamo vinto il trofeo CONI Kinder. Siamo andati in Sardegna con 145 atleti di 25 federazioni e 8 discipline, under 14, quindi ragazzi agli inizi, che si sono confrontati con le altre 20 regioni d'Italia. E il Veneto è arrivato primo con 157 punti, la Lombardia seconda a 10 punti di distacco e il Lazio terzo a 11 punti. Però quindi, li abbiamo stracciati, come si dice. E quindi a Santa Maria di Sala le immagini che sono quando che abbiamo voluto mettere una medaglia al collo di questi ragazzi, perché in Sardegna si sono divertiti, hanno vinto, però non è stato un momento di unione di questi ragazzi e devo dire che noi pensavamo che venissero alcuni
e invece abbiamo riempito, sta riempito la sala Ma sì, della ma è villa. importante per loro anche fargli conoscere, girare l'Italia, farsi sì. conoscere. Adesso voglio dire, ci sono poche occasioni anche per loro di andare lontano, perché anche nelle scuole stanno più attenti con le gite, non solo le parrocchie. E quindi penso che ci sia una grande voglia anche da parte loro di andare a conoscere, a divertirsi, a conoscere altri coetanei, anche a competere, voglio dire, perché lo spirito dell'agonismo rimane sempre anche una dote. E poi vedere sti ragazzini che ricevono una medaglia al collo e che sorridono, si abbracciano, ti ringraziano per una medaglia, è questo che vogliamo dello sport. Poi lo sappiamo che c'è l'euro per qualcuno, però per loro è stato bello andare in 145 in nave, sbarcare a Cagliari, stare 3 giorni, competere, vincere anche o perdere, però stare assieme al mondo dello sport e ritrovarsi a Santa Maria di Sala per loro è stato la ciliegina sulla torta, come si dice. Sì, ma infatti, però diciamo che amaramente da quella pista lì, quella rossa con il tartan per terra, ci si aspetta che il Veneto tiri fuori qualcosina in più, qualche sprinter, qualcuno che abbia voglia di farsi vedere, no? A livello anche internazionale. Purtroppo ci sono in alcuni settori dello sport che la competizione, specialmente in atletica, dove ci sono 220 nazioni che competono e sinceramente anche lì certamente vengono i campioni da zone dove c'è più, come si dice, fame di sport, fame di medaglie, fame di vittoria. Quindi a vincere una medaglia per loro è uscire anche da zone un po' da contesti. Noi dovremmo impegnare più risorse nei giovani per avvicinarsi al mondo dell'atletica. L'atletica deve essere aiutata. Io mi ricordo quando andavo a scuola. Anche perché Regina è lo sport per cui... Era lo sport che proprio si faceva dalle medie e sinceramente bisogna tornare e vedere molti impianti sportivi di atletica vuoti, dove che la mattina le scuole non vanno a correre, a saltare, eccetera. Ma cosa è successo? Perché sta succedendo questa cosa secondo lei? Secondo il mio parere perché c'è meno, è molto faticosa l'atletica. Hai l'obiettivo di arrivare a un risultato dopo 10 anni, 20 anni e quindi questo fa molta più fatica. Poi una volta non c'erano le palestre scolastiche e allora si preferisce molte volte a far sport al chiuso in palestra. Io dico che ci deve essere l'uno e l'altro, magari nel periodo di freddo farli in palestra, ma poi portare i nostri ragazzi a correre lungo l'argine. E forse perché una volta le famiglie erano anche più numerose, per cui anche lo spirito della competizione è altissimo nell'atletica, magari i genitori cercano invece di fargli condividere con altri ragazzi un gioco di squadra, la conoscenza, il confronto. Diciamo che una volta c'erano 5 o 6 sport, come ho detto prima il CONI riconosce 275 discipline associate. Ma che cosa sia 275? Io farei fatica a pensare che tipo di sport sono. Per esempio, i più strani quali dico sono? Una cosa, io ho conosciuto l'altro giorno il beach tennis. Beach tennis? Beach tennis, che si fa in spiaggia, che si fa con delle racchette, che si butta la pallina in alto. Il beach tennis, c'è una società di mestre. Sono variazioni del tennis. E io sinceramente sono rimasto... non lo conoscevo, ma in ogni federazione sorgono sempre nuovi sport, cioè la gente vuole sempre la novità. Mentre una volta c'era atletica, tennis... Sì, certo, anche cambiare, poter cambiare. Io ho visto tra l'altro che anche i senior, anche gli ultra ottantenni hanno le loro Olimpiadi e ho visto che c'è una grande competizione anche da questo punto di vista, quindi assolutamente ormai chi si occupa di sport lo può fare
veramente in uno spettro amplissimo. Lei prima parlava dell'euro, che però riguarda un poche discipline, diciamo così, molto, e che anche quelle si comincia a sentire parlare di cinesi, di thailandesi, insomma di un mercato che varca i confini del mondo. Invece questa crisi sta investendo le società sportive, cioè ce la fanno le società sportive a mantenere questo presidio sul territorio? Noi abbiamo grandissima difficoltà di trovare le sponsorizzazioni. Noi abbiamo la fortuna in Italia di avere ancora un mondo di volontariato, c'è il Ministero dello Sport, però è basato tutto su questo mondo del volontariato, ho detto 120.000 solo nella nostra regione che lavorano col mondo del volontariato dello sport, però quanto durerà? Noi chiediamo che ci sia più attenzione da parte delle istituzioni, che investire nello sport non sono soldi buttati via, sono soldi spesi bene, perché combattiamo l'obesità, combattiamo il doping, combattiamo tante cose e quindi le istituzioni, i comuni che sono sempre più ristretti nelle risorse, dobbiamo bisogna cercare di investire bene quel poco che si ha, e credo che questa sia una materia su cui appunto le ricadute alla lunga siano molto importanti. Devo fermarmi un attimo perché è una pausa pubblicitaria. Tra l'altro, parlando del Ministero dello Sport, anche quello mi sembra un po' acciaccato in queste settimane, speriamo insomma che si risolvano le varie vicende. Ci vediamo tra pochissimo perché abbiamo ancora tante cose da dire con Gianfranco Bardelle, Presidente del CONI Veneto. Tra poco. Eccoci qui questa mattina per parlare di sport con Gianfranco Bardelle, che è il presidente del CONI Veneto, appena rieletto per i prossimi 4 anni. E questo è un momento bello per guardare a quello che è stato fatto, ma anche per cercare di capire cosa si potrà fare in questi prossimi 4 anni, perché è ovvio che l'attenzione di tutti, dei politici, è concentrata sui temi del lavoro, della salute particolarmente, ma col lavoro e con la salute ha molto a che fare anche lo sport, ed è per questo appunto che ci stiamo anche interrogando su come si può utilizzare questo prossimo quadriennio per cercare di dare un nuovo impulso anche alle attività sportive, e con queste a tutto un mondo che abbiamo sentito è fatto anche di migliaia di occupati che lavorano proprio in questo ambito. È così, Presidente? Sì, perché molte volte ci dimentichiamo che tutti gli impianti sportivi hanno dipendenti o istruttori che vivono col mondo dello sport, quindi non è che non diamo occupazione. I conti molto alla grande sono che quasi 40.000 persone nella nostra regione sono impegnate nel mondo dello sport come attività lavorativa, quindi sono posti di lavoro sì, perché concreti. Poi si pensa sempre ai palazzinari, anche adesso la discussione romana alla fine riguarda poco i contenuti dello stadio e molto gli investimenti. Gli investimenti, gente che lavora per gestire gli impianti di calcio, gente che nelle piscine, nei palazzetti, gente che produce benessere attraverso lo sport, e quindi l'investimento, quando viene fatto in questo settore, non è soldi gettati al vento, tanto si divertono. Ripeto sempre la stessa cosa, però no, ci divertiamo, io sono sincero, io ho i capelli bianchi e continuo a divertirmi, però so che do anche dei benefici a una nazione, a una regione che ci crede su questo. Anche perché devo dire che in molti paesi la costruzione di impianti sportivi è diventata occasione anche per mettere a gara grandissimi architetti, è occasione anche di prestigio, voglio dire, da questo punto di vista, e devo dire che anche in Veneto gli stadi sono tutti un pochino vecchiotti. E io sono un po' geloso perché vedo che Trento e Bolzano, che sempre sono visti come esempi perché sono regioni autonome, ma investono molto nello sport, e in quelle regioni quasi il 90% fa sport, da agonistico a dilettantistico, però in quelle regioni autonome crescono meglio, ma hanno investito molto in impianti sportivi. Noi, come ho detto prima, dovremmo essere un po' più attenti, allora per questo nel prossimo quadriennio farò 3 commissioni. Una commissione
per il censimento degli impianti sportivi e per chiedere nuovi investimenti. Sono commissioni dello sport che affiancheranno, se ci viene chiesto, la Regione Veneto a portare avanti un progetto serio, non soldi come si dice, al vento o a pioggia. Non servono, devono essere mirati, certo. Devono essere investiti dove ce n'è bisogno. Solo il mondo dello sport può dare questo alla Regione Veneto come suggerimento, come affiancamento, eccetera. La seconda, abbiamo una legge regionale dello sport approvata 2 anni fa, però che deve essere poi non solo messa così, abbiamo la legge regionale dello sport, ma applicata sul territorio. Anche qui ci sarà una commissione del CONI fatta da dirigenti preparati che potranno dare un aiuto perché venga applicata. La terza, una commissione CONI Scuola che cercheremo di affiancare l'assessore Donazzà e il MIUR per far capire che entrare nella scuola non portiamo confusione, qualche professore, qualche preside pensa che portiamo confusione, no, vogliamo portare benessere ai nostri ragazzi. Lo sport è anche disciplina. Ecco, bravo. Non è che sia una cosa che si fa senza disciplina. Abbiamo la carta etica e qui dobbiamo dare atto all'assessore Corazzari che ha fatto una carta etica che noi abbiamo firmato. La vogliamo portare nelle scuole la carta etica, a sapere cosa vuol dire l'etica sportiva. Non guardiamo solo quelle notizie che avvengono. Voglio dire, l'esempio di Bosaro è importantissimo, quando che un dirigente manda via il tifoso, magari il genitore di un ragazzo, perché offende uno, perché non è del suo colore. Ma questo qui non c'entra niente con lo sport. Sì. Questi devono rimanere fuori dallo sport. Però devo dire che spesso lo sport è il terreno, e tra l'altro questo vale per certe forme anche di ultras, roba di questo, è il terreno in cui certe volte anche queste contraddizioni, questi conflitti sociali alla fine spingono di più, per cui creare una cultura anche dell'integrazione, dell'accoglienza, lo si fa nei campetti di calcio, prima di tutto, prima che sui campi, quelli della Serie A, voglio dire. Noi abbiamo fatto la manifestazione I Giochi del Veneto, abbiamo fatto sfilare i ragazzi con le bandiere del CONI, dell'Italia, dell'Europa, con le bandiere dei 5 cerchi, e lì c'erano italiani, albanesi che ormai sono integrati, c'erano gente che sono venuti dall'Africa integrati, tutti assieme, erano tutti uguali, abbracciati, tutti contenti. Lo sport, ricordo... Bosaro fa rumore, ma forse diciamo che sta crescendo qualcosa di più gradevole nella nostra società. Lo sport integra, voglio dire, ci dimentichiamo che il tennis tavolo è stata per la Cina uscire da un ghetto e rientrare nel panorama internazionale. Certo. E anche da noi, io credo che molti che vivono in Italia, lavorano in Italia, danno benessere all'Italia e sono venuti da altre nazioni, possono integrare i loro figli sia attraverso la scuola ma anche attraverso lo sport. Senta, ma si può lavorare ancora nel mondo dello sport? Tutti questi ragazzi che escono dall'ISEF, che tra l'altro appunto si è rivoluzionato, hanno un futuro? Ma io credo di sì. Io credo di sì, primo perché noi chiediamo che lo sport entri anche nella scuola delle primarie, elementare, io non ricordo elementare e primaria, dove non esiste, non ci possono essere tutor dati dal CONI, ci devono essere dei tutor della scuola che lavorano nelle scuole, perché è una materia culturale e allora si dà anche del lavoro a questi ragazzi. Poi noi dobbiamo anche, e qui è molto attenta la Regione Veneto, che negli impianti sportivi ci siano gente non improvvisata, certo, ma preparata, che vengono fuori, perché sì devono insegnare a fare judo, taekwondo, eccetera, ma devono anche parlare con i ragazzi, fargli capire cos'è la preparazione, cos'è... Certo, ecco, mettere a repentaglio la salute, come certe volte quindi la Regione dice sì, noi riconosciamo la società sportiva che ha come preparatori atletici gente che è uscita da scienze motorie o che ha una preparazione di formazione preparata.
Dico solo una parola, le periferie sono sempre un po' emarginate anche in questo. Ma questo è vero, però io voglio dire, ho sentito l'altro giorno per Canale 5 un presentatore che ha detto la verità, la partita Napoli-Real Madrid di Champions aveva 22 giocatori in campo che prendono 500 milioni all'anno di stipendi per le periferie italiane, per portarle fuori dal degrado, 500 milioni. Ecco, ci sono delle contraddizioni in questo mondo che dovremmo anche un po' essere più attenti. Nelle periferie bisogna dargli sì il posto, ma non possiamo lasciare questi ragazzini, li ho visti, mi stringeva il cuore, a giocare in mezzo alle immondizie, in mezzo ai fili, eccetera, in mezzo al disordine completo. Diamogli, costa poco, facciamogli una palestrina, gli facciamo le case per tirarli fuori dalle aziende e gli facciamo anche una palestrina dove che possono giocare, un campo di atletica che costa poco, un parco giochi che costa poco. Questo deve essere, quindi quando si fanno le periferie non dimenticatevi dei nostri ragazzi che hanno bisogno di luoghi dove stare assieme. Grazie Presidente, in bocca al lupo per questi prossimi 4 anni, speriamo di grandi soddisfazioni anche per il mondo sportivo veneto, atteso anche da competizioni internazionali importanti. Grazie ancora. E viva lo sport! Viva lo sport e noi ci vediamo come sempre domani. Buona giornata, arrivederci. Grazie. Abbiamo detto...